Gli integratori a base di erbe naturali possono essere assunte da tutti senza alcuna preoccupazione? Io sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e risponderò a questa domanda nella maniera più scientifica possibile. È stato recentemente pubblicato da parte di un gruppo di studio coreano sulla rivista Medicine di Baltimora una ricerca che ha analizzato l'utilizzo di erbe mediche naturali nel trattamento questa volta delle aritmie cardiache. I risultati sono concordi a quelli di un altro studio che era stato pubblicato già nel 2017 da parte di un gruppo italiano sulla rivista del giornale dell'American College of Cardiology. Adesso li andremo a vedere nel dettaglio. Se vi interessa questo argomento, vi chiedo di condividere questo video e di seguirmi sulle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube, Dr. Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Prima di tutto occorre ribadire il concetto che naturale non vuol dire per forza sicuro. Infatti all'interno delle erbe mediche naturali sono presenti tanti principi attivi, a volte più di 10, di cui alcuni possono effettivamente dare un beneficio sull'apparato cardiovascolare e sull'organismo in generale, ma altri possono soprattutto interagire con altri farmaci che magari vengono assunti per altre condizioni. Ed è proprio sull'interazione con altri farmaci che è stata posta la maggiore attenzione e sono state poste le maggiori preoccupazioni da parte degli studiosi. Entrando più nel dettaglio, possiamo vedere come nessuna erba medica ha dimostrato di avere una chiara evidenza di beneficio. Passando invece a quelle con una limitata evidenza di beneficio, ma che deve essere ancora confermata da studi più grandi e con limitati effetti collaterali, abbiamo l'olio di semi di lino, cardo mariano, semi d'uva, i primi tre. Poi per quanto riguarda invece il tè verde, biancospino e aglio, deve essere fatta molta attenzione perché questi principi attivi, queste erbe mediche, possono entrare in conflitto con diversi farmaci. La soia sembra essere più sicura. Andando nell'ultima categoria di suddivisione, abbiamo quelle erbe mediche dove non ci sono evidenze o le evidenze sono in conflitto tra di loro riguardo il beneficio di questa terapia. Vediamo quelle con limitati effetti collaterali che sono l'astragalo e il ginseng asiatico. Anche sul ginseng asiatico deve essere fatta molta attenzione alle interazioni con altri farmaci. Infine abbiamo il ginkgo biloba. Per il ginkgo biloba bisogna fare molta attenzione perché potenzialmente può dare degli effetti collaterali molto importanti e inoltre ha delle importanti interazioni con diversi farmaci. È bene ricordare come le erbe mediche naturali presenti in commercio siano molte più di quelle riportate in questo articolo. Molte di queste erbe sono state studiate poco dal punto di vista scientifico e quindi è ancora difficile trarre delle conclusioni. Inoltre è molto importante da parte del medico indagare tutta la terapia che assume il paziente, sia i farmaci veri e propri, sia gli integratori come anche le erbe mediche. Molto spesso il paziente tende a tralasciare queste terapie perché si pensa che cose naturali siano per forza, positive, e in realtà si deve studiare per bene soprattutto l'interazione con altri farmaci e i potenziali effetti collaterali anche delle erbe mediche. Il consiglio ovviamente è quello di essere sempre seguiti da un medico quando si fanno questi trattamenti in modo da poter valutare sia la nostra condizione sia gli eventuali effetti collaterali come anche le interazioni con altri farmaci. Se vi è piaciuto questo video vi invito a condividerlo e a seguirmi sulle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube Dr. Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, dove troverete altri video informativi e divulgativi simili a questo. Grazie e buona salute a tutti!